Il 3% dei veneti soffre di emicrania cronica, ovvero passa più tempo con il mal di testa che senza. Per spiegarle in numeri, ne soffre almeno 15 giorni al mese. Ad essere colpito è soprattutto la donna, con un rapporto di 3 a 1 rispetto all'uomo, tra i 18 e i 45 anni, dunque in età produttiva. E in parecchi casi il mal di testa provoca limiti evidenti a tutte le attività quotidiane. La Regione Veneto ha così portato avanti in questi anni un progetto per far emergere il sommerso e ottimizzare la presa in carico dei pazienti. Il progetto, a partire dal 22 gennaio, entra nella fase esecutiva e verrà approfondito in un convegno al MUSME di Padova. I pazienti sono tanti, purtroppo sono tanti quelli che non sanno di avere questo problema in maniera rilevante. I nostri ambulatori sono tutti pieni di sicuro, ma quello che succede in realtà è anche che le persone vivono una quotidianità di sofferenza, vivono una quotidianità difficile e se vogliamo proprio parlare di numeri, siccome l'emicrania a grandi linee colpisce l'11% della popolazione e colpisce soprattutto la fascia in età produttiva, quindi diciamo la fascia centrale e in particolar modo il genere femminile, abbiamo più di 500.000 di persone in Veneto che può essere paziente di cranico. Tra Padova e provincia circa 108.000 persone soffrono di mal di testa, a livello veneto sono circa 530.000. Non tutti però sanno di avere questa patologia e sono a conoscenza di percorsi di cure. Una patologia che se non viene curata può essere in alcuni casi invalidante per chi ne soffre. La politica dopo anni l'ha riconosciuta come una malattia sociale e grazie ai fondi anche la Regione Veneto ha avviato un progetto per sensibilizzare tutte le categorie coinvolte, compresi medici e farmacisti, per garantire percorsi di cura e terapie migliori.